Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. Il Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale che stanzia 40 milioni per il ciclone Harry. Incostituzionali per l'esecutivo l'esenzione del DURC e dei canoni demaniali. Palazzo d'Orléans subito rassicura, trovata la soluzione. Intanto negli stabilimenti si lavora per garantire la stagione balneare. A Messina è il giorno della prima manifestazione a favore del ponte sullo Stretto. Associazioni e rappresentanti istituzionali sfileranno nel pomeriggio per il sì alla grande opera di collegamento tra Calabria e Sicilia. Presente anche il ministro Salvini. A Torrefaro la contromanifestazione dei comitati No Ponte. Brutale violenza sessuale a Corleone, una 14enne viene abusata durante la festa di carnevale del paese. In manette un ragazzo di 18 anni che ha condotto la minore in una strada buia e isolata dove l'avrebbe costretta a subire ripetuti abusi e lesioni fisiche. Le parole del Papa sulla misericordia anche per i sacerdoti colpevoli di abusi scuote i familiari delle vittime. Il coordinamento famiglie pubblica una lettera aperta al pontefice. Per noi è una ferita aperta, ad oggi nessuna giustizia. A Catania spari e auto incendiate questa notte nel quartiere di Librino. La polizia interviene dopo una segnalazione, ma gli agenti hanno trovato soltanto un bossolo. Un testimone racconta di aver visto 2 persone allontanarsi a bordo di un'auto. Dal pistacchio di Bronte al carciofo di Niscemi, dall'arancia rossa di Francofonte al fico d'India di San Cono. A Roma premiate le sagre d'Italia, riconoscimenti per 6 manifestazioni siciliane. Calcio in Serie C, Catania in campo a Latina per difendere il secondo posto da Salernitana e Cosenza. Indisponibili Forte e Rolfini, nuova chance in attacco per Caturano. In Serie B sosta di campionato per il Palermo che alla ripresa affronterà l'Avellino al Barbera. 6 partite per i rosanero che sperano ancora nella promozione diretta. Bentrovati. Il governo durante il Consiglio dei Ministri di ieri ha impugnato la legge regionale che stanzia i fondi per il ciclone Harry. Incostituzionali per l'esecutivo l'esenzione del DURC e dei canoni demaniali. Nessun rischio per i contributi alle imprese danneggiate, rassicura Palazzo d'Orléans che dice è già stata trovata una soluzione. Ma sentiamo il servizio di Manlio Viola. Solo un'impugnativa tecnica dovuta ad un errore nella formulazione della legge regionale siciliana, ma i contributi erogati e quelli in fase di erogazione ai danneggiati dal ciclone Harry non sono a rischio. Arrivano rassicurazioni da Palazzo d'Orléans dopo che ieri sera il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale che eroga oltre 40 milioni di aiuti e dispone la sospensione del pagamento dei canoni demaniali. Secondo l'impugnativa, la legge approvata dall'ARS avrebbe al suo interno 2 errori giuridici che rendono i contributi non erogabili. Il primo riguarderebbe l'esenzione dal DURC, ovvero il documento unico di regolarità contributiva. Attualmente le imprese ricevono i ristori senza dover dimostrare di essere in regola con tasse e contributi. La seconda sarebbe l'esenzione dal pagamento del canone demaniale per i concessionari dei lidi. Molti di questi contributi sono già stati erogati, mentre di recente il bando è stato riaperto per erogarne altri. Inevitabile la preoccupazione dei beneficiari che temono di dover restituire somme già spese di fatto. Ma da Palazzo d'Orléans arrivano immediate rassicurazioni. L'impugnativa è soltanto tecnica e non viene dal Ministero dell'Economia. Il rilievo è stato formulato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle proprie competenze in materia previdenziale e di tutela della concorrenza, ma lo stesso Ministero, a seguito di interlocuzione con Palazzo d'Orléans, si è comunque impegnato a inserire nel decreto legge aiuti attualmente in fase di conversione in Parlamento una specifica deroga sul DURC, salando dunque tutte le posizioni. La competenza di questa deroga infatti è in capo allo Stato e non può farlo alla Regione. La deroga stessa riguarderà tutte le regioni maggiormente colpite dagli eventi calamitosi, quindi non solo la Sicilia, ma anche Calabria e Sardegna. E intanto con le nostre telecamere siamo andati alla playa di Catania, dove si lavora per garantire, nonostante tutto, la stagione balneare. Sentiamo Tonino De Mano. Dove la trascorrerà la stagione estiva? Playa, rigorosamente playa.
Questa signora è più che convinta, trascorrerà la sua estate alla playa. Le ferite del ciclone Harry si stanno rimarginando e la voglia d'estate spazza ogni tipo di incertezza, con l'aumento dei carburanti e i venti di guerra in Medio Oriente che potrebbero essere fedeli alleati. In molti punteranno sul Mare Nostrum e poco importa se all'orizzonte sono previsti aumenti dai 50 ai 100 euro per abbonamento stagionale alle cabine. Rincari fisiologici per i balneari legati agli aggiornamenti Istat è un altro aspetto, come spiega il presidente del SIB Ragusa. Un altro aspetto che contribuisce a questi piccoli aumenti è il fatto che quest'anno la stagione balneare sarà un po' più lunga di quella dell'anno precedente. Si lavora senza sosta alla playa e i primi ristori sono serviti per fare ripartire la macchina organizzativa, anche se nelle ultime ore il Consiglio dei Ministri aveva rimesso tutto in discussione impugnando la legge regionale sui ristori. La Regione ci ha rassicurati sul fatto che probabilmente verrà superato dal governo stesso questo aspetto. Voi come azienda quanto avete ricevuto e cosa avete fatto? Tutte le aziende hanno ricevuto una cifra di circa 19.200 euro e con questo denaro siamo riusciti a comprare i materiali e siamo riusciti a partire con i lavori. Ricostruite le cabine, si lavora sulle pedane in legno per l'accesso al mare che adesso fa decisamente meno paura. La cabina o la stagione alla playa come postazione è un'ottima alternativa e devo dire che già abbiamo diverse richieste. Dalle ceneri Catania è sempre risorta, così anche la sua spiaggia torna ad essere dorata e adorata. A Messina oggi pomeriggio la manifestazione a favore del ponte. Parteciperanno i presidenti delle due regioni in causa, cioè Sicilia e Calabria, ma ci sarà anche il ministro Salvini. A Torrefaro intanto l'iniziativa in contemporanea dei comitati No Ponte. Francesco Triolo. È il giorno dei Sì Ponte, una manifestazione promossa dalle associazioni civiche con l'adesione di oltre 50 sigle per dare un segnale a favore della realizzazione dell'opera. A Messina però oggi pomeriggio non ci saranno bandiere di partiti, ma testimonianze di cittadini, associazioni, realtà sociali ed economiche che sostengono con convinzione l'opera ritenuta strategica per il rilancio occupazionale e produttivo del Mezzogiorno, per la tenuta sociale, per lo sviluppo infrastrutturale. In Piazza Unione Europea il grande palco con lo striscione che recita l'ora del ponte, sul quale saliranno tra gli altri anche i governatori di Sicilia e Calabria, Renato Schifani e Roberto Chiuto, l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, l'eurodeputato Ruggero Razza, l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco e concluderà il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. I Sì Ponte in piazza è quasi un unicum. L'ultima memoria manifestazione a favore dell'opera risale a 20 anni fa, nel 2006, organizzata dall'MPA di Raffaele Lombardo. Allora era stata vista come una debolezza dopo la caduta del governo Berlusconi. Stessa cosa la ritengono oggi i comitati No Ponte dopo l'iter arenato per le prescrizioni della Corte dei Conti. I No Ponte, sempre nel pomeriggio, hanno organizzato un infopoint a Torrefaro sui luoghi dove verrà costruito il pilone per il ponte e proporranno un patto da far firmare ai candidati a sindaco per impegnarsi nella battaglia contro l'opera. E del ponte si parlerà oggi nel Punto su Telecolor con collegamenti in diretta dalla manifestazione di Messina. Tra i temi anche le ripercussioni del referendum sulla politica regionale. Tra gli ospiti l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, e Nicola D'Agostino, deputato regionale di Forza Italia. Il programma andrà in onda eccezionalmente alle 17 su Telecolor, subito dopo Diretta Stadio, domani invece come sempre alle 14 su Antenna Sicilia. E adesso cambiamo pagina, la cronaca. Corleone, violenza sessuale su una minore di 14 anni durante una festa di carnevale del paese. In carcere è finito un giovane di 18 anni. L'episodio è stato definito dagli inquirenti di eccezionale gravità e risale allo scorso febbraio. Marco Gulla. La prima avvicinata, si sono conosciuti, poi l'ha condotta in una strada buia e ha abusato sessualmente di lei. Un 18enne di Corleone è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere violentato lo scorso febbraio una 14enne conosciuta durante una festa di carnevale in paese. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura dei minori guidata da Claudia Caramanna. All'epoca dei fatti l'indagato aveva 17 anni. La ragazzina è stata condotta dal giovane
giovane in una strada buia e isolata e sarebbe stata costretta a subire ripetuti atti di violenza sessuale e lesioni fisiche. In stato di shock è stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni. Oltre all'analisi dei sistemi di videosorveglianza dell'area e alle audizioni dei testimoni, sono risultati determinanti gli accertamenti scientifici eseguiti da RIS dei Carabinieri di Messina, i cui esiti, nel confermare i gravi abusi sessuali commessi dall'indagato, hanno anche evidenziato il ricorso a modalità particolarmente aggressive e degradanti per la vittima, ridotta nell'impossibilità di difendersi. Il ragazzo è stato portato all'Istituto Penale per i minorenni Malaspina di Palermo. Dopo le parole del Papa sulla misericordia anche per i sacerdoti colpevoli di abusi, il Coordinamento Famiglie ha pubblicato una lettera aperta al Pontefice. Per noi questa è una ferita ancora aperta. Ad oggi non c'è stata nessuna giustizia. Gerry Italia. Caro Papa misericordioso, non si può parlare di misericordia senza giustizia. Inizia così, con una presa di posizione netta, la lettera aperta del Coordinamento Famiglie delle Vittime di Abusi, in risposta al messaggio di Papa Leone XIV inviato ai vescovi francesi. Nel testo, il Papa invitava a manifestare attenzione alle vittime, ma anche a non escludere dalla misericordia i sacerdoti colpevoli. Parole che, per chi ha denunciato abusi, riaprono una ferita mai chiusa. La lettera, firmata da madri e padri, parla di anni di silenzi e di una Chiesa che dopo le denunce ha abbandonato le famiglie, un'accusa pesante che si inserisce in una lunga scia di casi emersi negli ultimi decenni. Tra i nomi citati quello di Don Giuseppe Rugolo, ex sacerdote già condannato per violenza sessuale. A firmare la lettera infatti c'è anche Rita, la mamma di Antonio, vittima di Rugolo, che in questi anni ha accompagnato il figlio nella lunga battaglia giudiziaria. Le parole di Papa Leone XIV per l'ennesima volta riaprono le ferite ai ragazzini che sono stati abusati e alla famiglia. Pensavamo che con l'elezione del nuovo Papa la Chiesa cambiasse rotta, invece è dai tempi di Ratzinger, se non prima, che gli abusi dei preti pedofili vengono coperti e insabbiati. Chiedere misericordia per persone che commettono crimini orribili nei confronti di anime innocenti non si può tollerare. Secondo il coordinamento, l'appello di Papa Leone è solo la punta di un sistema che per anni avrebbe gestito i casi al suo interno, evitando l'esposizione pubblica. Nel mirino non solo i singoli responsabili, ma anche la gestione delle denunce e il sostegno alle vittime, ritenuto insufficiente. Una distanza che resta profonda. Da una parte il richiamo alla misericordia, dall'altra la richiesta di giustizia concreta. È una domanda che ancora oggi resta senza risposta. Spari e auto incendiate questa notte a Librino, nel quartiere di Catania. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione, ma nel luogo indicato gli agenti hanno trovato soltanto un bossolo. Fortunatamente non c'è nessun ferito. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Colpi di arma da fuoco squarciano il silenzio della notte a Catania, dove nel quartiere di Librino si è tornati a sparare. Gli agenti della polizia sono intervenuti alle 2:30 per la segnalazione di colpi di arma da fuoco in via Calliope, zona cimitero, pervenuta da un testimone che ha raccontato di aver sentito degli spari e visto due persone allontanarsi a bordo di un'auto. Cosa sia successo è poco chiaro. Gli agenti arrivati sul luogo lo hanno trovato deserto, nessun ferito, tracce di sangue. A terra hanno rinvenuto però un bossolo calibro 7,65. In zona sembrano non esserci telecamere di videosorveglianza utili a documentare quanto accaduto e aiutare gli inquirenti. Di certo non è stata una notte tranquilla. Quasi in contemporanea, sempre a Librino, sono stati incendiati 3 veicoli in circostanze ancora da accertare. Non è la prima volta che nel quartiere, noto per i suoi palazzoni, lunghi e larghi viali, il verde incolto e i frequenti blitz delle forze dell'ordine a scovare armi, droga e spacciatori, si spara. Poco più di 2 settimane fa, in viale Bummacaro, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco al polpaccio un ragazzo di 19 anni. Anche questo caso è avvolto dal mistero. Il giovane si è presentato in ospedale da solo, dicendo di non sapere chi gli aveva sparato. È stata aggredita nei giorni scorsi all'interno di un locale notturno di Enna. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia, un ragazzo l'avrebbe colpita con un pugno al petto, facendola crollare a terra. A soccorrerla in un primo momento sono stati alcuni amici che erano presenti sul posto. La vittima ha sporto denuncia e le indagini si sono concentrate su un giovane residente a Piazza Armerina. Stop ai concorsi riservati ai medici abortisti. La Corte Costituzionale ha bocciato l'articolo della legge regionale che li introduceva. Sentiamo.
Stop ai concorsi per assumere medici abortisti in Sicilia. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione approvata a giugno del 2025 tesa a bandire concorsi per assumere solo medici che si dichiarino non obiettori di coscienza. Lo scopo della legge era reperire personale che pratichi l'interruzione di gravidanza volontaria prevista dalla legge 194 sull'aborto. In Sicilia 5 medici su 6 non lo fanno perché obiettori di coscienza. A Trapani, ad esempio, non esiste neanche una struttura pubblica che pratichi l'interruzione di gravidanza. Per la Corte Costituzionale però la norma è illegittima perché viola il diritto alla parità fra i partecipanti al concorso e non si può porre una questione etico-morale quale requisito in uno Stato democratico che tutela i principi morali del singolo. Inoltre, anche se assunti con questa clausola, i medici potrebbero dichiararsi obiettori di coscienza il giorno dopo l'entrata in servizio, senza conseguenze perché la legge dice chiaramente che non può esserci una discriminazione su principi etico-morali. Infine, la Corte indica anche la soluzione già presente nelle normative esistenti. Il Servizio Sanitario Regionale può attivare convenzioni con professionisti esterni e introdurre rapporti di lavoro parasubordinati finalizzati al singolo scopo, in questo caso l'aborto, una soluzione che era praticabile anche prima senza ricorrere a una legge palesemente incostituzionale. È iniziata questa mattina alle 11:30 la vendita online dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Ferrovie dello Stato, Treni Turistici Italiani per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord in occasione del periodo festivo pasquale. Treni disponibili il 2 aprile da Torino Portanuova fino a Siracusa e Palermo. Il ritorno è previsto per il 7 aprile. Prezzi a partire da €29,90 secondo la tipologia dei posti. Il treno accoglierà in tutto 500 persone. E adesso cambiamo ancora argomento, dal pistacchio di Bronte al carciofo di Niscemi, dall'arancia rossa di Francofonte al fico d'India di Sancono a Roma. Sono state premiate le sagre d'Italia nell'ambito del circuito delle Proloco. 6 sono siciliane. Orazio Longo. Un progetto che tutela tradizioni, identità locali e promozione dei territori. 15 le regioni coinvolte, 44 i nuovi riconoscimenti per il marchio di sagra di qualità, 21 premi, evento di qualità e 3 menzioni speciali. Più di 1000 tra volontari, presidenti di Proloco e sindaci hanno partecipato all'evento organizzato all'Ergife Palace Hotel di Roma con la cerimonia conclusiva che si è svolta al Senato, le targhe assegnate dall'UNPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. Attraverso le nostre 20.000 sagre riusciamo a gestire oltre 50 milioni di visitatori e vogliamo che siano sempre coccolati e trattati con il massimo della precisione. Quest'anno riconosciamo 68 tra eventi e sagre, arriviamo a 190 sagre registrate e 34 eventi. In Sicilia sono state riconosciute la sagra dell'arancia rossa di Francofonte, la sagra del pistacchio di Bronte, quella della ricotta e della provola de Nebro di Ammaniace, la sagra del fico d'India di Sancono e quella del fico d'India dell'Etnadoppo di Belpasso. Infine la sagra del carciofo violetto di Niscemi. Un riconoscimento del lavoro fatto in 43 anni per la nostra sagra del carciofo violetto, chiaramente in un momento particolarmente drammatico, ha un duplice significato che è quello di continuare a crederci e dover rialzarci. 527.000 i volontari impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paese nell'ambito dell'UNPLI, che dal 1962 raccoglie 6.400 proloco in Italia e oltre 1 milione di soci. Adesso il cinema indipendente, vi presentiamo un film, L'Infiltrato, un thriller avvincente ambientato in una Sicilia segnata da dinamiche criminali radicate e difficili da scardinare. Ce lo presenta Eva Spampinato. Santozzi? No. Gabriele è un agente sotto copertura deciso a smantellare l'impero criminale di Salvatore Russo, detto il serpente, spietato boss che domina il territorio siciliano attraverso traffici illeciti e pizzo. Da oggi in poi sei Marco Rinaldi. Gabriele è L'Infiltrato, nome del nuovo thriller del giovane regista siciliano Fabio Vario. Attraverso appunto la sua storia ho voluto fotografare uno spaccato realistico di una realtà complessa. Girato tra Bonagia, Custonace e Valderice con un cast quasi del tutto siciliano, il film indipendente porta sullo schermo suspense, inganno e giustizia, affrontando temi attuali come lo spaccio giovanile e le pressioni dei sistemi corrotti.
infiltrato? Infiltrato, appunto, volevo mostrare non solo il lato oscuro di queste dinamiche, ma anche il coraggio e la determinazione di chi decide di opporsi o resistere, di lottare per la giustizia. Dopo il debutto al Cinema Golden di Marsala, il film arriva al Cinema Royal di Trapani, con proiezioni anche stasera e domani alle 21. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio. Vi aspetto. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso il calcio in Serie B. Il Palermo approfitta della sosta di campionato per ricaricare le pile. Rosanero che alla ripresa però affronteranno l'Avellino al Barbera. 6 partite alla conclusione del campionato e Palermo che spera e sogna ancora la promozione diretta. Marco Gullà. È un sabato di sosta per il Palermo che, approfittando degli impegni delle nazionali e della pausa in campionato, fa il pieno di carburante in vista delle prossime giornate di Serie B. 6 finali le ha etichettate così il tecnico rosanero Pippo Inzaghi, le ultime 6 partite di campionato. 6 gare che possono riscrivere la storia del torneo, con il Palermo che ancora sogna e insegue la promozione diretta. Frosinone e Monza, appaiate al secondo posto, distano 4 punti, non tanti ma nemmeno pochi, considerato il trend di entrambe le formazioni. Se i rosanero vorranno tagliare il traguardo prima di loro due, dovranno quindi accelerare al massimo. La prima sfida sarà quella di Pasqua. Al Barbera arriva l'Avellino, apparentemente sereno in classifica. Una gara però da non sottovalutare, anche perché potrebbe rilanciare definitivamente le ambizioni dei siciliani, che poi, giorno 10, giocheranno il match più importante della stagione, ovvero quello sul campo del Frosinone. Il 18 aprile Rosanero al Barbera contro il Cesena. Il 25 sfida invece a Reggio Emilia. Palermo che chiuderà le gare casalinghe l'1 maggio contro il Catanzaro. Poi giorno 8, ultimo capitolo della regular season a Venezia. La preparazione dalla prossima settimana inizierà ad incalzarsi in attesa dei nazionali e soprattutto di Joel Poyampalo, che non perde il vizio del gol. Con la sua Finlandia ha segnato il gol decisivo in amichevole contro la Nuova Zelanda. In Serie C trasferta pugliese per Siracusa e Trapani, azzurri che sono impegnati ad Altamura mentre i Granata a Foggia. Sergio Colosi. 5 finali prima della sentenza. L'obiettivo è vincere più partite possibili per centrare i play-out. Siracusa e Trapani viaggiano in direzione Puglia, ma con destinazioni diverse: azzurri ad Altamura, Granata a Foggia. La squadra di Turati, dopo la seconda penalizzazione, è ultima con 22 punti e, trovata la continuità al De Simone, cerca la svolta anche in trasferta. Altamura è virtualmente salvo e senza lo squalificato Curcio è ancora in corsa per i play-off, ma ha perso 5 degli ultimi 7 incontri. Problemi fisici per Arditi, autore di 2 gol pesanti nelle vittorie contro Picerno e Giuliano. Spareggio salvezza per il Trapani allo Zaccheria di Foggia contro un avversario che non vince dal 18 gennaio, 2-1 al Giuliano, e nell'ultimo turno, con il pareggio senza reti di Cava dei Tirreni, ha interrotto una serie negativa di 10 KO consecutivi. In attesa dell'ennesima penalizzazione prevista martedì prossimo, i Granata, terzultimi con 27 punti, vorrebbero rimanere in scia di chi li precede in classifica. Satanelli senza Garofalo, con pazienza in panchina dopo gli addii di Delio Rossi, Barillari e Cangelosi. Aronica proporrà Stauciuk in avanti, confermati Balla e Matos. E prima di chiudere vi ricordiamo che questa notte torna l'ora legale, le lancette si sposteranno avanti di un'ora, dalle 2 alle 3 di notte, un'ora di sonno in meno ma giornate più lunghe sino ad ottobre. Benefici ancora concreti sul fronte energetico, anche se ridotti rispetto al passato, mentre resta aperto il dibattito europeo sull'abolizione del cambio stagionale. Attenzione agli effetti sul sonno e ai piccoli disagi iniziali. Per adattarsi meglio servono gradualità e buone abitudini. Noi ci fermiamo con questa edizione della TG Sicilia, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete ritorna alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.
benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Il ponte porterà lavoro e opportunità, così il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini alla manifestazione dei Sì Ponte, oltre 1 migliaio in piazza Unione Europea a sostegno dell'opera, presenti anche il presidente della regione Schifani ed Enzo Bianco. Torna a farsi sentire la voce dei no MUOS. Anniscemi attivisti e realtà pacifiste chiedono la smilitarizzazione dell'isola, denunciando rischi per la sicurezza e la sovranità dei territori. Il Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale che stanzia 40 milioni per il ciclone Harry, incostituzionali per l'esecutivo del DURC e dei canoni demaniali. Palazzo d'Orléans subito rassicura, trovata la soluzione, intanto negli stabilimenti si lavora per garantire la stagione balneare. A Corleone, durante la festa di Carnevale, avrebbe condotto la sua vittima in una strada isolata e buia per costringerla a subire abusi sessuali e lesioni fisiche. In manette un ragazzo di 18 anni, la vittima è una ragazzina di 14 anni. Disponibili online i biglietti per il Sicilia Express, il treno speciale che riporta i fuorisede a casa a costi contenuti per le vacanze di Pasqua. E poi il calcio, il Catania vince ancora in trasferta, basta il gol di Bruzzaniti per superare il Latina. Viali, create tante opportunità. Domani doppia trasferta pugliese per Siracusa e Trapani, azzurri impegnati ad Altamura, Granata a Foggia. Il Palermo approfitta della sosta in campionato per ricaricare le pile. I rosanero alla ripresa affronteranno l'Avellino al Barbera. Con 6 partite ancora da giocare, la squadra di Inzaghi proverà a centrare la promozione diretta. Dunque, ben trovati a Messina, la manifestazione dei Sì Ponte, oltre 1 migliaio in piazza Unione Europea per dire sì all'opera. Presenti il presidente della regione Schifani e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Francesco Triolo. Mi piacerebbe che poi ai lavori ultimati fosse chiamato Ponte della Pace. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha già trovato il nome per il ponte sullo Stretto, che dovrà essere un segnale di speranza e sviluppo. La manifestazione di Messina, oltre 1 migliaio in piazza, è un messaggio chiaro a chi l'opera non la vuole, a chi pensa sia un regalo alla mafia e al malaffare. Sul palco di Piazza Unione Europea imprenditori e sindacalisti, associazioni, anche il presidente della regione Schifani, che si è definito alleato di ferro di Salvini per le opere in Sicilia. C'era anche Enzo Bianco, l'ex sindaco di Catania, che rappresenta la testimonianza che c'è anche nell'opposizione chi il ponte lo vuole, ma l'attenzione era tutta per Salvini. Una ventina di minuti il suo intervento, in cui ha fatto riferimento anche alla fuga dei siciliani, alla prospettiva che con l'opera tanti giovani torneranno. Io ricordo a quelli che dicono che prima del ponte bisogna fare tutto il resto, che noi oggi pomeriggio abbiamo fra Sicilia e Calabria, fra Palermo, Catania, Messina, 106, acqua, case, ferrovie, 50 miliardi di cantieri aperti. Quindi si può fare sia tutto il resto che il ponte. Il ponte è ovvio che porta lavoro. E poi c'è l'avvio dei cantieri e l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a spingersi dicendo che i cantieri apriranno nell'ultimo trimestre dell'anno. Noi contiamo di poter completare l'iter procedurale approvativo entro settembre, il che vuol dire nell'ultimo trimestre le prime attività sul territorio. Torna a farsi sentire la protesta del movimento No MUOS. Anniscemi attivisti e realtà pacifiste chiedono la smilitarizzazione dell'isola, denunciando rischi per la sicurezza e la sovranità dei territori. Gerry Italia. Poco più di un centinaio di attivisti tra il movimento No MUOS e altre sigle pacifiste siciliane ha sfidato il maltempo per sfilare in corteo a Niscemi. Un presidio determinato tra striscioni e slogan contro la guerra e contro le basi militari presenti nell'isola. Secondo i manifestanti, la presenza di infrastrutture militari strategiche spesso installate senza il consenso delle comunità locali trasformerebbe automaticamente il territorio in un potenziale bersaglio nei conflitti internazionali, una condizione che, denunciano, metterebbe a rischio la sicurezza dei cittadini. Vogliamo la smilitarizzazione della Sicilia, quindi lottiamo contro tutte le installazioni militari che ci sono in Sicilia, anche perché queste basi mettono in prima linea la Sicilia,
la Sicilia diventa un obiettivo militare di grande importanza. Al centro della protesta la base militare statunitense MUOS incontrata a Ulmo. Per il movimento No MUOS si tratta di un nodo politico e democratico, installazioni strategiche che operano sul territorio italiano con effetti diretti sugli equilibri internazionali. Gli Stati Uniti fanno la guerra da casa nostra, accusano gli attivisti. Noi vogliamo sostenere una nuova resistenza popolare che parte dalla denuncia del ruolo che ha il MUOS e la militarizzazione della Sicilia, però affinché non ci si ripetano più queste tragedie. Il corteo è partito da via Carlo Marx e ha attraversato le strade della città fino alla piazza centrale. Qui l'appello finale: fermare la militarizzazione e restituire territori alla sovranità delle comunità locali. Alla mobilitazione hanno aderito associazioni, reti sociali e gruppi pacifisti provenienti da diverse parti della Sicilia. Un segnale che, nonostante i numeri contenuti, rilancia il dibattito sul ruolo dell'isola nello scenario geopolitico del Mediterraneo. Il governo durante il Consiglio dei Ministri di ieri ha impugnato la legge regionale che stanzia i fondi per il ciclone Harry. Incostituzionale l'esenzione del DURC e dei canoni demaniali. Nessun rischio per i contributi alle imprese danneggiate, rassicura Palazzo d'Orléans. Già trovata la soluzione. Sentiamo Maglio Viola. Solo un'impugnativa tecnica dovuta ad un errore nella formulazione della legge regionale siciliana, ma i contributi erogati e quelli in fase di erogazione ai danneggiati dal ciclone Harry non sono a rischio. Arrivano rassicurazioni da Palazzo d'Orléans dopo che ieri sera il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale che eroga oltre 40 milioni di aiuti e dispone la sospensione del pagamento dei canoni demaniali. Secondo l'impugnativa, la legge approvata dall'ARS avrebbe al suo interno due errori giuridici che rendono i contributi non erogabili. Il primo riguarderebbe l'esenzione dal DURC, ovvero il documento unico di regolarità contributiva. Attualmente le imprese ricevono i ristori senza dover dimostrare di essere in regola con tasse e contributi. La seconda sarebbe l'esenzione dal pagamento del canone demaniale per i concessionari dei lidi. Molti di questi contributi sono già stati erogati, mentre di recente il bando è stato riaperto per erogarne altri. Inevitabile la preoccupazione dei beneficiari che temono di dover restituire somme già spese di fatto. Ma da Palazzo d'Orléans arrivano immediate rassicurazioni. L'impugnativa è soltanto tecnica e non viene dal Ministero dell'Economia. Il rilievo è stato formulato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle proprie competenze in materia previdenziale e di tutela della concorrenza, ma lo stesso Ministero, a seguito di interlocuzione con Palazzo d'Orléans, si è comunque impegnato a inserire nel decreto legge aiuti, attualmente in fase di conversione in Parlamento, una specifica deroga sul DURC, salando dunque tutte le posizioni. La competenza di questa deroga infatti è in capo allo Stato e non può farlo alla Regione. La deroga stessa riguarderà tutte le regioni maggiormente colpite dagli eventi calamitosi, quindi non solo la Sicilia, ma anche Calabria e Sardegna. E alla playa devastata dal ciclone Harry si lavora per garantire la stagione balneare, primi ristori necessari per avviare la macchina organizzativa, il servizio di Tonino De Mana. Dove la trascorrerà la stagione estiva? Playa, rigorosamente playa. Questa signora è più che convinta, trascorrerà la sua estate alla playa. Le ferite del ciclone Harry si stanno rimarginando e la voglia d'estate spazza ogni tipo di incertezza, con l'aumento dei carburanti e i venti di guerra in Medio Oriente che potrebbero essere fedeli alleati. In molti punteranno sul Mare Nostrum e poco importa se all'orizzonte sono previsti aumenti dai 50 ai 100 euro per abbonamento stagionale alle cabine. Rincari fisiologici per i balneari legati agli aggiornamenti Istat è un altro aspetto, come spiega il presidente del SIB Ragusa. Il fatto che quest'anno la stagione balneare sarà un po' più lunga di quella dell'anno precedente. Si lavora senza sosta alla playa e i primi ristori sono serviti per fare ripartire la macchina organizzativa, anche se nelle ultime ore il Consiglio dei Ministri aveva rimesso tutto in discussione impugnando la legge regionale sui ristori. La Regione ci ha rassicurati sul fatto che probabilmente verrà superato dal governo stesso questo aspetto. Voi come azienda quanto avete ricevuto e cosa avete fatto? Tutte le aziende hanno ricevuto una cifra di circa 19.200 euro e con questo denaro siamo riusciti a comprare i materiali e siamo riusciti a partire con i lavori. Ricostruite le cabine, si lavora sulle pedane in legno per l'accesso al mare che adesso fa decisamente meno paura. Dalle ceneri Catania è sempre risorta, così anche la sua spiaggia torna ad essere dorata e adorata.
Corleone, violenza sessuale su una minore di 14 anni durante una festa di carnevale in paese. In carcere un giovane di 18 anni. L'episodio, definito dagli inquirenti di eccezionale gravità, risale allo scorso febbraio. Marco Gullà. La prima avvicinata, si sono conosciuti, poi l'ha condotta in una strada buia e ha abusato sessualmente di lei. Un 18enne di Corleone è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere violentato lo scorso febbraio una 14enne conosciuta durante una festa di carnevale in paese. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura dei minori guidata da Claudia Caramanna. All'epoca dei fatti l'indagato aveva 17 anni. La ragazzina è stata condotta dal giovane in una strada buia isolata e sarebbe stata costretta a subire ripetuti atti di violenza sessuale e lesioni fisiche. In stato di shock è stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni. Oltre all'analisi dei sistemi di videosorveglianza dell'area e alle audizioni dei testimoni, sono risultati determinanti gli accertamenti scientifici eseguiti da RIS dei Carabinieri di Messina, i cui esiti, nel confermare i gravi abusi sessuali commessi dall'indagato, hanno anche evidenziato il ricorso a modalità particolarmente aggressive e degradanti per la vittima, ridotta nell'impossibilità di difendersi. Il ragazzo è stato portato all'Istituto Penale per i minorenni Malaspina di Palermo. Dopo le parole del Papa sulla misericordia anche per i sacerdoti colpevoli di abusi, il Coordinamento Famiglie pubblica una lettera aperta al Pontefice. Per noi è una ferita aperta, ad oggi nessuna giustizia. GR Italia. Caro Papa misericordioso, non si può parlare di misericordia senza giustizia. Inizia così con una presa di posizione netta la lettera aperta del Coordinamento Famiglie delle Vittime di Abusi, in risposta al messaggio di Papa Leone XIV inviato ai vescovi francesi. Nel testo, il Papa invitava a manifestare attenzione alle vittime, ma anche a non escludere dalla misericordia i sacerdoti colpevoli. Parole che, per chi ha denunciato abusi, riaprono una ferita mai chiusa. La lettera, firmata da madri e padri, parla di anni di silenzi e di una Chiesa che dopo le denunce ha abbandonato le famiglie, un'accusa pesante che si inserisce in una lunga scia di casi emersi negli ultimi decenni. Tra i nomi citati quello di Don Giuseppe Rugolo, ex sacerdote già condannato per violenza sessuale. A firmare la lettera infatti c'è anche Rita, la mamma di Antonio, vittima di Rugolo, che in questi anni ha accompagnato il figlio nella lunga battaglia giudiziaria. Le parole di Papa Leone XIV per l'ennesima volta riaprono le ferite ai ragazzini che sono stati abusati e alle famiglie. Pensavamo che con l'elezione del nuovo Papa la Chiesa cambiasse rotta, invece è dai tempi di Ratzinger, se non prima, che gli abusi dei preti pedofili vengono coperti e insabbiati. Chiedere misericordia per persone che commettono crimini orribili nei confronti di anime innocenti non si può tollerare. Secondo il coordinamento, l'appello di Papa Leone è solo la punta di un sistema che per anni avrebbe gestito i casi al suo interno, evitando l'esposizione pubblica. Nel mirino non solo i singoli responsabili, ma anche la gestione delle denunce e il sostegno alle vittime, ritenuto insufficiente. Una distanza che resta profonda. Da una parte il richiamo alla misericordia, dall'altra la richiesta di giustizia concreta. È una domanda che ancora oggi resta senza risposta. Spari e auto incendiate questa notte a Librino, nel quartiere di Catania. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione, ma nel luogo indicato gli agenti hanno trovato solo un bossolo e nessun ferito. Adelaide Barbagallo. Colpi di arma da fuoco squarciano il silenzio della notte a Catania, dove nel quartiere di Librino si è tornati a sparare. Gli agenti della polizia sono intervenuti alle 2:30 per la segnalazione di colpi di arma da fuoco in via Calliope, zona cimitero, pervenuta da un testimone che ha raccontato di aver sentito degli spari e visto due persone allontanarsi a bordo di un'auto. Cosa sia successo è poco chiaro. Gli agenti arrivati sul luogo lo hanno trovato deserto, nessun ferito, tracce di sangue. A terra hanno rinvenuto però un bossolo calibro 7,65. In zona sembrano non esserci telecamere di videosorveglianza utili a documentare quanto accaduto e aiutare gli inquirenti. Di certo non è stata una notte tranquilla. Quasi in contemporanea, sempre a Librino, sono stati incendiati 3 veicoli in circostanze ancora da accertare. Non è la prima volta che nel quartiere, noto per i suoi palazzoni, lunghi e larghi viali, il verde incolto e i frequenti blitz delle forze dell'ordine a scovare armi, droga e spacciatori, si spara. Poco più di 2 settimane fa, in viale Bummacaro, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco al polpaccio un ragazzo di 19 anni.
Anche questo caso è avvolto dal mistero. Il giovane si è presentato in ospedale da solo, dicendo di non sapere chi gli aveva sparato. Biglietti online disponibili da stamattina per il Sicilia Express, il treno speciale che riporta i fuorisede a casa a costi contenuti per le vacanze di Pasqua. Opportunità per molti siciliani che altrimenti non sarebbero potuti tornare, ha detto il presidente della regione Schifani, Orazio Longo. Il lungo viaggio dei fuorisede per ritornare a casa durante le vacanze senza pagare cifre esorbitanti. È stato attivato il circuito online per la vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Ferrovie dello Stato, treni turistici italiani. Poco più di 500 i viaggiatori che potranno partire il 2 aprile da Torino Portanuova o dalle altre stazioni successive di sola salita come Milano Lambrate, Parma, Modena, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina e Salerno, per raggiungere Siracusa e Palermo attraverso Messina e Catania. Il ritorno è previsto per il 7 aprile, prezzi a partire da €29,90 a seconda della tipologia dei posti. 22 ore sulla carta la durata del viaggio per chi parte da Torino. A bordo previsti momenti di intrattenimento con esperienze culturali e gastronomiche. Per tanti siciliani un'opportunità in più per tornare a casa per le feste, commenta il presidente della regione Schifani, per una iniziativa che si ripete dopo Natale. Un treno speciale pensato per quanti avrebbero dovuto rinunciare al viaggio per la indisponibilità di posti sugli altri vettori o perché i prezzi erano troppo alti. Qualche critica degli utenti per un'apertura ritenuta tardiva dei canali di vendita dei biglietti il 28 marzo per una partenza fissata al 2 aprile. Per l'acquisto è possibile andare sul sito siciliaexpress.eu e sul sito delle Ferrovie dello Stato Treni Turistici Italiani. Contatti presso info@siciliaexpress.eu. Cinema indipendente con un thriller avvincente ambientato in una Sicilia segnata da dinamiche criminali e radicate e difficili da scardinare. Eva Spampinato. Santozzi? No. Gabriele è un agente sotto copertura deciso a smantellare l'impero criminale di Salvatore Russo, detto il serpente, spietato boss che domina il territorio siciliano attraverso traffici illeciti e pizzo. Da oggi in poi sei Marco Rinaldi. Gabriele è l'infiltrato, nome del nuovo thriller del giovane regista siciliano Fabio Vario. Attraverso appunto la sua storia ho voluto fotografare uno spaccato realistico di una realtà complessa. Girato tra Bonagia, Custonaci e Valderice con un cast quasi del tutto siciliano, il film indipendente porta sullo schermo suspense, inganno e giustizia, affrontando temi attuali come lo spaccio giovanile e le pressioni dei sistemi corrotti. Infiltrato appunto volevo mostrare non solo il lato oscuro di queste dinamiche, ma anche il coraggio e la determinazione di chi decide di opporsi o resistere, di lottare per la giustizia. Dopo il debutto al Cinema Golden di Marsala, il film arriva al Cinema Royal di Trapani, con proiezioni anche stasera e domani alle 21. Una breve pausa, tra poco tanto spazio per il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania vince a Latina come era successo con il Casarano, decisivo Bruzzaniti, il suo gol favorito da una deviazione vale però i 3 punti nonostante un brivido finale. Marco Carli. Qualche progresso per il Catania di Viali che al secondo tentativo centra la prima vittoria in campionato. Secondo posto blindato complice la pesante sconfitta della Salernitana. Per quanto riguarda la prestazione, come era successo con il Casarano, meglio il secondo tempo. Nel primo, dopo un buon avvio, il Catania subisce gli avversari e rischia. A farsi vedere per primo Bruzzaniti, Mastrantonio è bravo sulla punizione dell'ex Pineto. Il gioco è spezzettato, il Catania abbassa il ritmo e viene fuori il Latina. Pellitteri pesca Porro, l'esterno si presenta davanti a Dini, alza il pallone che finisce fuori. In questa fase sembra il remake del primo tempo col Casarano, Catania che costruisce poco davanti e rischia dietro, tanto è vero che Dini deve compiere un grande intervento su un colpo di testa di Parigi. Viali ha bisogno di maggiore incisività in attacco, in avvio di ripresa inserisce Caturano, unica punta di ruolo a disposizione al posto di Jimenez. Entra anche Carnielutti che rileva Ierardi, il Catania costruisce la prima opportunità, Di Noia favorisce la conclusione dal limite di Di Tacchio che simila di poco fuori. Catania in questa
fase padrone del campo. Diventa protagonista ancora Bruzzaniti, che raccoglie una sventagliata di Miceli, si accentra, conclude di destro e trova una deviazione che inganna Mastrantonio. Secondo gol in 2 partite per l'ex Pineto. Non manca il brivido finale. Silla di testa non riesce a deviare in rete. Un cross di Fasan. Il Catania porta a casa i 3 punti che voleva e allunga su una delle inseguitrici. Automatismi ancora non totalmente acquisiti, qualche occasione di troppo concessa agli avversari, ma nel percorso che porta ai playoff questa è una vittoria che pesa. Adesso sentiamo il tecnico Viali nel post partita. I primi 20 minuti abbiamo mosso palla come volevamo, magari non riempivamo bene gli ultimi 30 metri, ma quello è un pochino per caratteristiche, un pochino anche perché ci stiamo lavorando da poco. E poi invece al primo episodio magari complicato, sono cominciate troppe mischie, troppi calci piazzati, si è abbassato il ritmo della gara e noi dobbiamo essere bravi a cambiare questa inerzia. Invece abbiamo accettato questo tipo di partita, quindi ritmo basso, molte mischie, partita sporca che chiaramente va più a vantaggio del Latina che a vantaggio nostro, quindi facciamo gli ultimi secondi, la seconda parte del primo tempo in maniera assolutamente non positiva, ma anche nella comunicazione non verbale, cioè con le posture si notava che la stessimo subendo. Questo non deve succedere mai, perché dentro le partite di difficoltà esistono, bisogna conviverci cercando di limitare l'avversario in quel momento e di tornare a esaltare le nostre qualità. Poi nella ripresa è venuta la partita che assolutamente volevamo, abbiamo giocato praticamente a una metà campo, creando tanto e facendo tante cose buone. Doppia trasferta pugliese per Siracusa e Trapani, azzurri impegnati ad Altamura, Granata a Foggia. Il servizio. 5 finali prima della sentenza. L'obiettivo è vincere più partite possibili per centrare i play-out. Siracusa e Trapani viaggiano in direzione Puglia, ma con destinazioni diverse, azzurri ad Altamura, Granata a Foggia. La squadra di Turati, dopo la seconda penalizzazione, è ultima con 22 punti e trovata la continuità al De Simone, cerca la svolta anche in trasferta. Altamura è virtualmente salvo e senza lo squalificato Curcio è ancora in corsa per i play-off, ma ha perso 5 degli ultimi 7 incontri. Problemi fisici per Arditi, autore di 2 gol pesanti nelle vittorie contro Picerno e Giuliano. Spareggio salvezza per il Trapani allo Zaccheria di Foggia contro un avversario che non vince dal 18 gennaio, 2-1 al Giuliano, e nell'ultimo turno con il pareggio senza reti di Cava dei Tirreni ha interrotto una serie negativa di 10 KO consecutivi. In attesa dell'ennesima penalizzazione prevista martedì prossimo, i Granata terzultimi con 27 punti vorrebbero rimanere in scia di chi li precede in classifica. Satanelli senza Garofalo, con pazienza in panchina dopo gli addii di Delio Rossi, Barillari e Cangelosi. Aronica proporrà Stauciuk in avanti, confermati Balla e Matos. Il Palermo approfitta della sosta in campionato per ricaricare le pile. Rosanero che alla ripresa affronteranno l'Avellino al Barbera. 6 partite alla conclusione del campionato e Palermo che spera e sogna ancora la promozione diretta. Marco Gullà. È un sabato di sosta per il Palermo che, approfittando degli impegni delle nazionali della pausa in campionato, fa il pieno di carburante in vista delle prossime giornate di Serie B. 6 finali le ha etichettate così il tecnico rosanero Pippo Inzaghi, le ultime 6 partite di campionato. 6 gare che possono riscrivere la storia del torneo, con il Palermo che ancora sogna e insegue la promozione diretta. Frosinone e Monza, appaiate al secondo posto, distano 4 punti, non tanti ma nemmeno pochi, considerato il trend di entrambe le formazioni. Se i rosanero vorranno tagliare il traguardo prima di loro due, dovranno quindi accelerare al massimo. La prima sfida sarà quella di Pasqua. Al Barbera arriva l'Avellino, apparentemente sereno in classifica. Una gara però da non sottovalutare, anche perché potrebbe rilanciare definitivamente le ambizioni dei siciliani, che poi, giorno 10, giocheranno il match più importante della stagione, ovvero quello sul campo del Frosinone. Il 18 aprile rosanero al Barbera contro il Cesena. Il 25 sfida invece a Reggio Emilia. Palermo che chiuderà le gare casalinghe l'1 maggio contro il Catanzaro. Poi giorno 8, ultimo capitolo della regular season a Venezia. La preparazione dalla prossima settimana inizierà ad incalzarsi in attesa dei nazionali e soprattutto di Joel Poyampalo, che non perde il vizio del gol. Con la sua Finlandia ha segnato il gol decisivo in amichevole contro la Nuova Zelanda.
E torna l'ora legale. Questa notte le lancette si sposteranno in avanti di un'ora, dalle 2 di notte alle 3. Un'ora di sonno in più, ma giornate più lunghe fino a ottobre. Benefici ancora concreti sul fronte energetico, anche se ridotti rispetto al passato, mentre resta aperto il dibattito europeo sull'abolizione del cambio stagionale. Attenzione agli effetti sul sonno e ai piccoli disagi iniziali. Per adattarsi meglio servono gradualità e buone abitudini. Appunto sarà un'ora in meno il sonno. E adesso una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun altro aggiornamento. Grazie per averci seguito e buona serata.